Amici bellini, sembra una conferenza inutile, ma non lo è. Non lo è proprio, perché per fortuna anche rispetto alle domande vuote Conte riempie la scatola della conferenza. Cominciamo. Allora, che bello la settimana non tipo, che si gioca una continuazione, abbiamo sempre cose da dire e da fare, non ci crogioliamo. Mauro Baratto, benvenuto sul canale, benvenuti, ci sono molti nuovi iscritti, vi è piaciuto il video insomma di analisi, mi fa piacere, c'è un clima sereno e mi fa piacere, e lasciate un like, sapete perché? Perché non dico che Conte abbia visto la mia analisi troppo lunga, Conte te non fa, non può vedersi le mie cose, però Conte è questo, Conte è il leader, non è il boss, e la differenza la vedete subito, il leader è quello che dice noi invece di io, e ha imparato subito a farlo. Noi. E quindi non è che lui se le vede, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda sotto questo punto di vista. E il noi ma andiamo per ordine, altrimenti mi perdo. Screenshot, chiama screenshot il tastino e mi sposto qui. L'Atalanta insidia mentale. Allora, poi vi anticipo che l'unica domanda degna di nota è di Claudia, però Conte è bravo. Insidia mentale dopo il Milan, bla bla bla, come se fosse la trappola della squadra veramente assurdo. Infatti Conte non sa come rispondere, cioè la squadra forte ci deve ricordare Conte che hanno vinto l'Europa League contro il Leverkusen, che non perdeva mai. Gasperini, allenatore che stimo anche quando ero l'allenatore della primavera della Juve, io quando ero mezzo infortunato chiedevo di giocare in primavera, quindi me lo sono ritrovato. Magari loro possono sottovalutare noi, nel senso che noi veniamo dalla stagione che, e Conte ce lo ricorderà per tutto l'anno, quindi smettetela, non c'è proprio possibilità, e che la nostra rosa è lontana dalla rosa di chi fa le coppe, da chi c'è entrato dalla porta principale. Lui parla sempre di questa porta principale, cioè la Champions League, quindi nessuna insidia mentale, è l'insidia di una squadra forte, fortissima in attacco, aggiungo io, ma lo dirà pure Conte. Come sta Lobotka? Come ha risposto Gilmour? Lobotka dovrebbe essere pronto per la prossima. Conte ci ricorda, dice che qualcuno aveva detto che era cosa di niente. Non era una cosa da niente, inutile dire io vi avevo detto, non fa niente. Gilmour avevo zero dubbi, era proprio il giocatore che volevo, perché per sostituire Lobotka, bla 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 bla. La migliore difesa, tutta una serie di discorsi. Questa squadra comincia ad assomigliare a Conte. Lui ripete il discorso dei lavori in corso, perché dopo 4 mesi e poco dobbiamo ancora lavorare, però c'è il gruppo, la solita risposta qua, c'è il gruppo disponibile al lavoro. Poi magari voglio essere smentito, qua un Conte alla Paolo del Genio, no? Quando lui ci porta un dubbio e dice magari io voglio essere smentito, nel senso magari la dico male e poi il Napoli vince tutte le partite, e quindi Conte dice la stessa cosa, dice magari voglio essere smentito, ma fare i salti multipli non si fa, di solito ci deve essere il percorso, la costruzione del mattone dopo mattone. Magari vengo smentito, voglio essere smentito e vincimmo subito tutte le partite, però insomma proprio l'Atalanta dimostra questo, cioè il percorso, restano lì, arrivano a vincere l'Europa, quindi si costruisce negli anni. L'Atalanta è un'ulteriore verifica, Come se uscissero dalla lavatrice, dalla lavastoviglie, dalla lavapiatti, dalla lava che volete voi. e qua cercano di metterci dentro che è una sfida scudetto, insomma vabbè. Dice Conte, non so, sicuramente è una sfida Champions, cioè di due squadre che vogliono entrare in Champions, proprio loro sono l'esempio del percorso, come vi dicevo, che poi li ha portati a essere consolidati, adesso sono una realtà, l'Atalanta, e anche loro negli anni magari hanno perso qualche giocatore, e qua pure Conte lancia una mezza zeppatina tra le linee, nel senso dice io non so se il Napoli perderà poi giocatori importanti. Ragazzi, Conte ci parla comunque di mercato ad ogni conferenza pre e post, cioè lui vuole la squadra, vuole migliorare questa squadra così se la può giocare su tutti i fronti, capiamoci. La crescita di Kvara e di Lukaku, e qua Conte
ritorna sul discorso, perché si è partiti, la domanda parte con la solidità difensiva, ma poi la crescita di Kvara di Lukaku, e qua Conte ritorna sulla difesa e dice i 48 gol subiti non erano colpa semplicemente della difesa, ma della fase difensiva, e quindi quando si parla di fase difensiva si devono includere anche gli attaccanti. Quindi oggi, se subiamo meno gol, meglio tutti, sia gli attaccanti che i difensori. E ci descrive poi Conte il gol di Lukaku, dove che parte, l'abbiamo visto nell'analisi, parte dall'intervento di McTominay, la palla tramite Gilmour ritorna in difesa da Rachmani, poi tocca difensore, centrocampista Aguissà e Lukaku, quindi partecipano tutti i reparti anche nel gol, quindi sia per la fase difensiva che la fase offensiva devono partecipare tutti. Poi ci dice che loro hanno il miglior attacco, se non sbaglio, lo sai bene, non sbagli Conte, hanno 26 gol fatti. E poi Conte dice: il primo pensiero è fare gol, poi non subirlo, o anche viceversa, caro Antonio, perché poi lo vedremo. Però se io ti ho chiesto con il Milan attacca, io con l'Atalanta ti dico state attento, perché veramente sono molto pericolosi. E quindi se vincere quest'anno, se vincesse quest'anno sarebbe un miracolo. Qua Conte va nei meandri della religione. Io sono molto credente, sono molto religioso, e i miracoli li faceva uno solo. Io quello che faccio, io prego per la mia squadra, prego per me, per la mia famiglia, prego anche per i miei giocatori. Gli chiedono anche sul pallone d'oro se era d'accordo con l'esito finale. Sul pallone d'oro a pensare del pallone fotte proprio, fondamentalmente risponde così. E visto che insiste, dice: no, ma io parlavo di miracolo sportivo, lei non deve andare poi nella cosa così. E il miracolo sportivo, sì, il miracolo sportivo avviene se poi il miracolo lo fa il Padre Eterno. Io prego perché il Padre Eterno, ma alla fine si racchiude tutto con l'aiutati che Dio ti aiuta, cioè devi lavorare, se tu lavori poi può essere che arriva il miracolo dall'alto, così non riesce a scindere le due cose Conte, il miracolo sportivo dal miracolo vero e proprio. E quindi noi dobbiamo lavorare da par nostro per far sì che poi le preghiere che vanno all'altissimo ci permettano poi di unire il miracolo sportivo con un miracolo vero e proprio. Gestire l'entusiasmo. Quante cazzo di volte volete fare la domanda sullo gestire l'entusiasmo? Mamma mia. È benzina, punto, andiamo avanti. Politano, lo spirito di sacrificio, l'esempio di chi poi si mette a fare anche il terzino. E qua Conte ci rivela una cosa importante, è che Politano si è messo a disposizione, anzi ha chiesto lui, anzi ha detto: mister, se serve io mi metto a fare il terzino. Perché? Perché poi ci si era resi conto, e qua credo che Matteo sia stato molto onesto con se stesso, perché se il Napoli, che stava giocando a 3 con Mazzocchi sulla fascia, e poi arriva Neres e Politano stava giocando in quella zona che doveva essere di Neres, e Politano dice: io mi metto a disposizione. Qua Pasquale Mazzocchi non si arrabbi con Politano, nel senso che Politano si è offerto, poi abbiamo cambiato modulo, è arrivato McTominay, lo abbiamo spiegato bene, però è proprio Politano, dice, il primo a lanciarmi quest'idea dei 5, i famosi 5 canali che ci racconta Conte. E quindi poi dice pure anche Cyril lo fa, quindi individua in questi due quelli là che hanno più caratteristiche per fare questo tipo di ruolo con il sacrificio, meno di Neres e Kvicha. E Kvicha penso che lo chiama Bicia, continua ad avere un po' di problemini con i nomi, però almeno non dice il ragazzo venuto dal Verona, quindi bene. In questi esempi Conte ci riporta anche la partita dell'Arsenal, dove loro abbassano parte su Lookman, e quindi anche loro poi diventano a 5 canali. Vedete, Conte ha studiato ovviamente l'Arsenal, dove l'Atalanta ha fatto una grande partita, e quindi si può ragionare in quel senso. Poi per fortuna esiste Claudia Vivenzio che fa la domanda. Io avrei aperto questo video con la domanda questa, se non l'avesse fatta lei l'avrei fatta io idealmente alla community, cioè la prima differenza grossa non è finalmente uno scontro con una... no, è finalmente un uomo contro uomo selvaggio. Cosa fai? Ti chiede Claudia. Accetti l'uomo contro uomo, o vuoi più tenere il pallone e giocartela di qualità e quindi uscire, o vuoi accettare questi duelli dove il Napoli è cresciuto e quindi se la può anche giocare lì?
Conte, quasi un po' sorpreso, dice questa è domanda tecnica, e Claudio dice non mi risponda, lo vedrà, perché poi lo vedremo sicuramente, ma dici qualcosa. E Conte la risposta non è nello specifico a Claudia, ma ci dice quello che vi ho detto nell'analisi di ieri, cioè che oggi lui ha martellato, cioè ha rotto le scatole nella scatola dell'allenamento, ci ha messo tutto quello che l'Atalanta fa. E quindi che cosa fa il leader che poi perché diventa credibile? Perché prepara quello che succederà e deve far vedere, lui si è consapevole che deve far vedere ai ragazzi quello che succederà in partita. Quando questo avviene, cioè immaginate, Conte va vicino a chissà, vattene su Pavlovic, vedrai che andrà in difficoltà, attenzione a Musa che si inserisce, Morata verrà dentro. Se tutto questo poi avviene, dopo 10 minuti i ragazzi si guardano e dicono proprio tale e quale, è successo proprio come nella simulazione di football, dico io, i ragazzi dicono proprio quello che Conte ci ha detto, Stellini e vari analisi, sta avvenendo proprio quello. Allora il compito del leader è quello di preparare tutta la squadra a quello che avverrà e dare delle soluzioni. E sotto questo punto di vista io credo che lui sia un fuoriclasse. Poi se vieni preso in contropiede da formazioni diverse o da cose preparate diversamente, devi essere bravo a fine primo tempo. E questa poi è la lettura della partita. Poi domanda finale strana, dice, in questo tridente ideale, perché il merito di queste cose è di Conte, di Lukaku e di Kvara. Come si fa poi senza uno di questi componenti? Non lo so se è una domanda rivolta al mercato, su Kvara che potrebbe andare via o se Conte un domani. Una domanda che non ci azzecca proprio niente, però per voler dare meriti a Conte. E qua Conte ci ripete ossessivamente il discorso del noi. Voglio chiarire, ne ho parlato anche con la squadra della comunicazione, mi interessa chiarire questo, che è il Napoli che vince, non Conte. Io ho letto addirittura, cioè la partita Inter-Juve finisce 4-4, gode Conte, e no, deve godere il Napoli, quindi è il noi, e ribadisce è noi quando vinciamo, quindi non mi prendo tutti i meriti io quando vinciamo, e quando perderemo, se mai capiterà la sciuliata, sarà il noi anche in quel caso. E fa di nuovo l'esempio di Politano, dice adesso Politano è la chicca, è l'esempio del grande sacrificio, si prende lui come esempio che le cose vanno tutto bene, che bello che hai messo Politano là. Quando poi magari inciampi si dirà e si accuserà Conte, dice ma lo tieni troppo basso, e quindi così Conte perché uomo di calcio lo sa come viene poi raccontato il calcio. Quindi noi nelle vittorie, nel momento positivo che ci sta portando dei grandi punti, e deve essere noi anche quando poi si scivolerà. E qua è bravo Francesco Perrone, che era in chat durante la live del Napoli, e mi fa lui una domanda e mi dice sarà che uno dei problemi dello scorso anno fu che il noi nelle sconfitte non esisteva e dunque attraverso quello che diceva la stampa i calciatori inconsciamente aggiustavano la colpa solo a Garcia? E secondo me l'hai pittata, caro Francesco, e l'ha pittata Conte, perché lui sa e noi capiamo. Conte sa, noi capiamo dopo, anche se insomma ne avevamo parlato ampiamente. Se tu fai passare Garcia per un cretino, da subito doveva essere proprio a Capodimonte, doveva essere tolto da mezzo, dicendo frasi false eccetera eccetera, i ragazzi si adagiano, e questo è capace che succede al Milan perché stanno trattando Fonseca come un cretino, è capace che succederà alla Roma perché poi togli a De Rossi, metti a Juric è poco credibile, una partita la vinceranno, poi inciamperanno di nuovo, perché i giocatori stanno sui social, perché i giocatori leggono le pagelle, leggono i giudizi, e quando poi vedono che tutti se la prendono in una direzione, capace pure che si rilassi e dice ma non è colpa mia, c'è un tale caos in società che se la prendono più con loro che con me. E questo è pericoloso per alcuni atleti, perché poi ci sono atleti che hanno l'amor proprio, ci sono atleti che lo sentono di meno tutto ciò, ma altri che invece è capace che si rilassano in queste situazioni. E quindi fa bene Conte, dice noi, cioè se poi piglia gol Meret, noi, è colpa anche di Lukaku che non ha fatto il pressing bene, quindi attenzione. Quindi direi bravo Conte. Domani facciamo esempio, vi porto l'analisi sui football con il pronostico simulato, e parleremo un pochino di formazione. Penso che sia facile, penso sia di facile lettura la formazione, conoscendo anche
ancora l'indisponibilità di Lobotka, però magari dobbiamo parlare dell'Atalanta e approfittiamo per fare un recap, perché hanno vinto tutte, tranne la Juve, la Lazio si è imposta, la Roma pure ha vinto, la Fiorentina con un po' di difficoltà però hanno fatto punti, l'Inter, quindi noi da New York, Valerio Fluido è tutto, quindi noi, voi lasciate i like, lo lascio pure io, mi metto insieme perché è il noi, è il quando, è il noi, lasciamo il like su questo video finale, dai.